Galimberti, se rigore sbagliato al primo tempo, quello forse aveva dato la forza per reagire nel secondo, avete capito, penso a metà partita, che eravate superiori a loro. Sicuramente. Avete trovato l'1-0 anche con un po' di sfuggizza che però si vuole, avete chiuso la partita, percorso in under 18 completo, girone regionale splendido, playoff regionali splendidi, finale regionale vinta, playoff nazionali senza alcuna sconfitta, anzi, adesso campioni d'Italia. Sì, sì, come hai detto tu, ci ha dato la forza di quello sbagliato, anche se non era lui il rigorista, era l'altro ragazzo, però se l'è sentita, sappiamo bene che prende la responsabilità di calciare il rigore va premiato. Come dici tu abbiamo fatto un percorso eccellente, strepitoso, sia durante tutto l'arco del campionato, sia le fasi regionali e fasi nazionali non c'è stata per nessuno, mi dispiace per l'avversario perché i ragazzi sono stati strepitosi e devo dire questo grazie a una società che mi è stata dietro, al mio staff che sono 3 anni che mi segue, che devo dire? Più di questo non posso dire, devo dire solo grazie ai miei ragazzi e soprattutto grazie a Ponte Noiosa. Io questo è il 15° anno che sono qui a Ponte, perciò per me è casa. Grazie e non ho parole. Grazie di nuovo.